Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccomi qua per questo 7 dicembre 2024, questa sera grande inaugurazione del Teatro La Scala con La forza del destino, in una nuova produzione di Riccardo Sciail con la regia di Leo Muscato. Chi volesse seguirla può vederla in televisione, credo che inizi alle ore 18. Ma noi iniziamo il nostro programma con l'ospite già in collegamento telefonico. Buongiorno Mario Milani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Peccato che il gli nostro ascoltatori. grandissimo fisarmonicista non sia qua in studio con il suo bellissimo strumento. Dove ti trovi, Mario? Adesso sono proprio arrivato a casa adesso dalla Svizzera perché insegno lì il venerdì e il sabato. E ce l'hai quindi è fatta? una scuola di musica. Pronto? Sì, sono qua che ti ascolto, che ti ascoltiamo. Hai trovato nebbia? Hai trovato nebbia per la strada? Perché oggi sono giornate No, ma inizierà a nevicare adesso. Inizia a nevicare. In Svizzera loro hanno sempre bel tempo, pure la neve, hanno il noi invece più nella pianura padana abbiamo avuto grandissima nebbia, abbiamo trovato grande nebbia. Senti, Certo. Mario Milani, allora una breve presentazione di te che appunto mi dispiace molto tu non possa essere qua negli studi. Hai iniziato lo studio della fisarmonica in età giovanissima sotto la guida di tuo padre, no? Il tuo babbo è stato il primo insegnante, il primo maestro. Sì, perché lui è stato allievo del maestro Luigi Restanzaghi a Milano negli anni 40, insomma. Perché mio padre era del 31, quando era un bimbo andava a Milano da Gallarate in treno, andava a studiare. Ha suonato anche addirittura, suonava assieme al figlio Davide Anzaghi quando suonavano in due, mi raccontava un po' queste cose, insomma. È sempre stata una cosa molto particolare e carina. Quando c'è la grande passione, poi questa passione poi ci accompagna tutta la vita. Tu hai studiato, ti sei diplomato in 2 conservatori, no? In chitarra e in pianoforte. In composizione. E in composizione. E fisarmonica. E fisarmonica, certo. Ma il tuo strumento principale naturalmente è la fisarmonica. Certo, perché è stato il primo. Dopo naturalmente in quel periodo quando studiamo fisarmonica, quindi si parla di tanti anni fa, la fisarmonica non era in conservatorio, non c'era ancora come strumento. È vero. E allora per poter avere un diploma ho fatto il diploma di pianoforte, poi finito quello ho iniziato composizione e poi si è aperta la possibilità di fare il diploma in fisarmonica e nel giro di 3 anni ogni anno facevo un esame da privatista e ho fatto anche il diploma di fisarmonica. Adesso la fisarmonica è più o meno insegnata in quasi tutti i conservatori, non in tutti. Non tutti, ma almeno più della metà c'è fisarmonica nei conservatori. Perché poi quest'anno ho aperto anche Torino. Aperto Torino. Adesso dovete aprirla nella mia città, nella città di Pavia, che ancora la cattedra di fisarmonica non c'è purtroppo. E poi insomma lì in provincia di Pavia, Stradella, c'era certo, anche lì sì, un po' una mezza patria di fisarmonica, perché poi lì costruivano, c'erano diversi costruttori, insomma. C'era il principale Castelfidardo, però insomma anche lì facevano la loro parte. C'era il Dallapè, le famose fisarmoniche Dallapè. Dallapè, Super Salas, Lucchini. Sì. E poi purtroppo hanno chiuso e la patria della fisarmonica adesso è a Castelfidardo, che io ho visitato questa bella cittadina di Castelfidardo tutta impregnata sulla fisarmonica, sulla costruzione della fisarmonica. Senti, allora carissimo Mario Milani, dove sei? Hai detto che sei a casa. Oggi abbiamo qualche problema di collegamento, ma i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori ti possono vedere attraverso le fotografie che via via ruotano sullo schermo. Io partirei, se sei d'accordo, ma se non lo sei partiamo lo stesso, ecco, perché tu hai anche, oltre ad essere compositore, fisarmonicista, eccetera, eccetera, trascrivi anche, sei anche trascrittore di musica. Dico bene? Sì, ho fatto riarrangio. Sì, trascrizione sì, ma la trascrizione è un dividere le parti di una composizione esistente senza aggiungere niente, mentre di solito quando faccio qualcosa del genere io comunque ci metto qualcosa di personale, cambio un po' le carte in tavola mantenendo sempre l'idea
musicale del compositore. Allora senti, io partirei con questo, dunque, elaborazione e arrangiamento di Mario Milani di questa toccata di Johann Sebastian Bach, dove tu suoni la fisarmonica Mario Milani insieme al clarinettista Fausto Saredi. Che è il primo clarinetto della Verdi di Milano. Primo clarinetto, che oltretutto suona clarinetto basso. Scusa, clarinetto basso, perché è il primo clarinetto basso della Verdi. Primo clarinetto basso. Quindi sentiamoti in questa toccata e poi magari facciamo sentire, così sentiamo anche un po' di musica, diciamo, classica in versione arrangiamento Mario Milani. E poi spazieremo attraverso le altre composizioni. Questo è uno dei tuoi penultimi, credo che sia il penultimo CD che hai pubblicato. Sì, perché l'ultimo è quello col trio, che poi magari ci sentiremo. Certo, ci arriviamo anche a quello. Allora, ascoltiamoci Johann Sebastian Bach, questa toccata, e poi passiamo. Scusa, magari. Il canale digitale dove si... Te lo dice il nostro tecnico, il canale digitale. Che in numero televisione è il 252 del digitale terrestre. Ok, grazie. 252 digitale terrestre. Ecco, io ti vedo attraverso lo schermo, vedo le fotografie, che vedo anche me stessa. Va bene. Va bene, hai capito cosa ti ha detto il tecnico? Sì, è 252, ok. Perfetto, 252. Va bene, partiamo allora con la toccata di Johann Sebastian Bach. Sì. Grazie. Toccata di Johann Sebastian Bach in questa esecuzione di Mario Milani alla fisarmonica e Fausto Saredi al clarinetto basso. Ci stai seguendo, Mario? Sì, Sei riuscito a sintonizzarti anche sul canale 252?
Sì, adesso lo sto facendo, sì, Stai sì. armeggiando. Però ce l'ho anche in televisione sotto, quindi posso Perché sentire. stanno ruotando le tue fotografie, con la fisarmonica, chi è sintonizzato sul 252 ti vede senz'altro, ma l'importante è anche ascoltare questa bella musica eseguita con la fisarmonica. Questo strumento è il tuo strumento di vita ormai, di studio, di lavoro, Sì, di sì, tutto. perché poi insegnando in conservatorio a Mantova, fisarmonica, faccio solo quello, insomma. Perché O tu scrivo, ecco, scrivo musica. ma è una bella attività, impegnativa senz'altro, perché, fra i 2 conservatori, il conservatorio di svizzero e quello di Mantova, e come sono gli studenti? Come mai scelgono la Ma fisarmonica? Perché la fisar magari o per passione, magari perché c'è qualcuno in famiglia, oppure rimangono un po' affascinati. Qualcuno inizia anche giovanissimi. Adesso ho 2 bimbi in Svizzera che sono veramente bravi e hanno 6 anni, 6, 7 anni avranno e una f suonano anche in 2 assieme, quindi con una ca fisarmonica piccolissima però, quindi Certo, fisarmonica perché poi il mantice bisogna è faticoso ecco. anche da aprire e chiudere. Tu suoni con la fisarmonica tradizionale o con la fisarmonica ormai elettronica? Non so No, s no no, è quella tradizionale. Quella ah, elettronica è un po' come una tastiera messa in lo so, verticale, però più che è altro non mi piace bravo, con la fisarmonica perché benissimo, la esatto. fisarmonica tradizionale. Senti Mario, se sei d'accordo da questo bellissimo CD Game of Thrones, io sentirei ancora un brano classico, Sì. Baldassarre Galuppi, che forse molti ascoltatori non conoscono, detto il Buranello, perché era nato a Sì, Burano in è provincia un di Venezia cimbalista, e io ho visto la certo. sua statua del Baldassarre Galuppi. Ecco, di Sì. questo, di Baldassarre Galuppi tu hai eseguito il Presto. Tratto da cosa questo Presto? E Ti da una rico suite che aveva scritto in si bemolle maggiore e quindi mi piaceva il primo movimento che era questo Che e è quindi questo l'ho qua. utilizzato. Allora lo Anzi scusa, è ascolti il terzo movimento. è il terzo Era il movimento, sì, terzo. solitamente Sì. il Presto chiude poi la sonata. Lo Bravissimo. ascoltiamo, ritroviamo te Mario Milani alla fisarmonica e Fausto Saredi al clarinetto basso e poi vediamo di spaziare fra le tante tue composizioni. Sì.
E il nostro Lorenzo sfuma dolcemente su questo bellissimo presto di Baldassarre Galuppi, una elaborazione e arrangiamento di Mario Milani che abbiamo in collegamento. Ci sei, Mario? Sì, sì. Benissimo, tutto a posto. Sei riuscito anche a sintonizzarti con il Sì, 252, ce l'hai sì, fatta? sto sentendo. Quindi ci segui Poi, anche. Dimmi sì, sì, Mario. poi spengo il volume quando ritorno col telefono. Va bene, quello provvedi tu. Oggi anzi chiediamo scusa ai nostri ascoltatori che non potranno intervenire in diretta perché ci sono dei problemi con le linee, vero Lorenzo? Come dice sì con il suo grande ciuffo di capelli. Senti, allora io Mario, se sei d'accordo, sceglierei ancora un brano prima di passare a Lyric, l'altro tuo CD. Scegli tu che cosa vuoi far ascoltare di questo CD Games of Threads. Scegli tu il brano che il nostro tecnico provvede immediatamente, senza problemi. Possiamo fare magari Colors from the East per fare una Sì, cosa. sì, la traccia numero 10. Va Poi bene? magari un pezzo, non so. Va bene, va Tipo, bene. insomma, quello è nato. Di solito queste composizioni nascono. Non c'è più. Maestro? Ecco, mi Ah, senti? sì, ecco, queste composizioni nascono, stavi dicendo? O da viaggi o da sogni, dipende un po' da quello. In questo caso il viaggio era a Milano in metropolitana, Ah, ma perché c'era un bimbo che suonava la fisarmonica, ma un dai. bimbo dei Balcani sicuramente, Ah, che e da carino. lì mi ha ispirato l'idea di scrivere un pezzo di Ma che quel genere. bello, bravo, gli hai dedicato questo brano. Ascoltiamolo allora, perché ha di poesia proprio. Metropolitana con un bambinetto con la fisarmonica.
Ma è bravissimo, è bellissimo questo brano, molto molto colorito. Che succede? No, sì, era il volume che ho spento Colpa subito. tua, colpa del nostro maestro, di Mario Milani. Colors from the Est, ispirato, m'hai detto, in metropolitano, mentre c'era un bambinetto, cosa aveva la fisarmonica questo Sì, bambinetto? sì, è la musica balcanica, quindi Certo, sì, questo era sì. dell'est sicuramente, e raccoglieva un'offerta dove tutti avevano il suo telefono, non guardava nessuno, non guardava nessuno praticamente. E gli è E capita quindi, vabbè, Gli è io capitato di così incontrare un maestro proprio di fisarmonica come sei tu. Peccato che non vi siate conosciuti meglio, perché questo bambino ma avrebbe son potuto i viaggi in metropolitana son quelle 2 o 3 fermate sì, giusto per certo. scendere e andare al Vabbè, conservatorio. comunque ti ha dato l'ispirazione per questo bel brano che appartiene a questa vostra composizione Game of Sì, Thrones, dove suoni tu Mario di Milani e Fausto Saredi, clarinetto basso e ecco, corno di bassetto. sì, Senti, in naturalmente chiedo a te, come ormai dove si reperiscono questi CD, ormai si viaggia tutto online. sì, ma guarda, questi con l'edizione Ars Spoletium di Spoleto, praticamente si trovano lì perché io ho questo editore che è di Spoleto. E quindi possono Ecco, trovarlo, quindi perché è bello, sì, perché sì. oggigiorno poi, è bello anche che questi strumenti suonino insieme. Tu hai scelto per esempio il clarinetto, ma la fisarmonica poi si accompagnerà, credo, come sentiremo nella prossima parte, con un altro strumento, il contrabbasso mi pare, no, che Sì, cosa hai sì, sì, scelto come no, fisarmonica, contrabbasso, oppure fisarmonica, contrabbasso e voce soprano, e voce soprano. quando canto. Senti Ecco, no, ma volevo solo un attimo eventualmente, se è possibile, ascoltare Dreid, proprio avere l'idea che è completamente diversa, però non so adesso come siete. Dreid, sì, la numero No, 5. Va bene, ascoltiamo sì, questo così perché raggiungemo questo, giusto per dire 2, questo qui è nato dopo un sogno. ma va? È nato dopo un sogno, quando uno sogna di correre, di essere inseguito nel terrore e non riuscire a correre. Quante volte E si quasi prova. tutti lo fanno queste, Sì, le dove mi gambe son svegliato, sudatissimo, contento di essermi sì, svegliato, e quindi al mattino poi ho scritto subito questa cosa, questa impressione che mi è rimasta. perché le gambe non Infatti è vengono un po' dietro. particolare. Bene, lo Sì. ascoltiamo, è una sensazione che abbiamo provato tutti. Infa La 5.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Torniamo in diretta. Mario, ci sei sempre? Sì, Bene, sì. abbiamo ascoltato questa tua composizione, Dread, che tu hai detto essere stata suggerita da un sogno abbastanza Sì. angosciante, ma è un sogno che facciamo... Ecco, giusto per dire due cose, il nostro concerto di solito spazia dalla musica barocca riscritta fino alla musica contemporanea, tra È giusto, virgolette. è Ecco. giusto. Senti Quindi Mario, facciamo. se non ti dispiace, pochissimi Sì, minuti, ospitiamo, così te lo presento, un collega tuo, anche se di un altro strumento completamente diverso, il trombone, sì, Francesco Verzillo, perché voleva un attimo presentare il concerto che terrà questa sera e nei giorni prossimi, quindi forse sì, parte certo. la locandina che tu vedrai. Intanto il nostro Lorenzo si collega col maestro Verzillo, è già collegato, quindi te lo presento. Pronto Francesco? Eccomi qui. Buongiorno maestro Buona Francesco giornata a Verzillo. tutti. Sabato. Buongiorno. Ti pre- Ciao, buongiorno. Ti presento, vi siete Buongiorno. già detti ciao, ti presento Mario Milani, che è un Ecco. grande fisarmonicista, quindi Molto lieto, Buon- caro collega. ecco, buondì. tu suoni la Neanche tromba. farlo apposta, ho proprio scritto una composizione lyric scritta Sì? dopo averla scritta per fisarmonica e corno di bassetto, me l'hanno richiesto un trombonista per il trombone col pianoforte o con la fisarmonica. Io ho riscritto la parte, ecco, magari poi un giorno. Confesso di aver avuto, diciamo, diversi partner musicali, organisti, in primis, Certo. pianisti, clavicembalisti, forte pianisti, ma con la fisarmonica non mi è mai capitato. Magari chissà che non ci sia. È bravissimo il nostro Certo. ospite Mario Milani, è veramente bravo. Senti Francesco, anche per non... tu dove sei? In viaggio? Stai andando a Sanremo? Dove stai Sì, andando? sono in viaggio, guarda, pensa all'altezza della tua città di Pavia. Ah, sei all'altezza di Pavia. Sto raggiungendo Bergamo con un po' di anticipo rispetto al concerto, perché come tutti i musicisti sanno bisogna fare qualche prova prima di suonare. Attenzione alla nebbia, perché oggi è una giornata di nebbia. Allora, so sai bene, grazie. Senti Grazie, Francesco Oretta. Verzillo, rapidamente, perché così è un inserto nella trasmissione di Mario Milani. Che cosa ci vuoi presentare? Rassegna musicale e organistica natalizia, magari il concerto di questa sera. Esatto. Di questa sera, sì. È un concerto un po' particolare, in quanto ci sarà una prima parte appunto più dedicata ai brani per trombone e organo, e poi ci sarà la messa, durante la quale verranno eseguiti brani ovviamente di natura liturgica, però ispirati più alla riforma protestante, quindi un legame che il trombone, soprattutto quello tedesco che io suono frequentemente, ha proprio con la tradizione luterana. E naturalmente si tratta sempre di musica del cristianesimo, quindi ormai ben accetta anche nelle chiese cattoliche. E il tutto organizzato dal bravissimo maestro Donato Giupponi, che è anche l'organizzatore della rassegna, organista, tra l'altro direttore anche di un coro con il quale si esibisce spesso, che si chiama Legittime Suspicionis, e quindi lui si dedica moltissimo al repertorio sacro. Bello, molto molto Alle interessante. 18, tutto alle 18. Ecco, scusa, a Villa Dalmè a Bergamo. Villa scusa perché non leggo, non riesco a Villa leggere. Dalmè in provincia di Bergamo. In provincia di Bergamo alle ore 18, per chi ci segue da quella parte. Nel frattempo abbiamo la locandina proprio sullo schermo, in modo che i nostri... benissimo, quindi chiesa di San Faustino e Giovita, ecco, se gli ascoltatori fossero nelle vicinanze, magari possono partecipare, mi farebbe molto piacere. Va bene, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, un anticipato... Grazie a te, Oretta. Figurati. A te, al maestro. E poi ciao, grazie per la conoscenza. Saresti venuto qua. Alla redazione. Scusa Francesco, saresti venuto qua negli studi con vari tromboni da presentare ai nostri ascoltatori. E sicuramente. Detto,
spero ci sarà la prossima occasione proprio Certo. con i tromboni tedeschi, cosiddetti Deutsche Posaunen. Benissimo, magari invitiamo anche Mario, provate a fare un duo di trombone e Ecco. fisarmonica. Molto Eh. volentieri col maestro, grazie mille. Grazie Buon maestro. proseguimento. Grazie al maestro Francesco Verzillo. Grazie, Allora arrivederci. torniamo a Grazie. Grazie, torniamo al maestro Mario Milani. Mario, tu hai suonato anche con l'orchestra dell'Opera di Kirov a San Sì. Pietroburgo. Sì, è stata una cosa particolarissima perché Immagino. una fortuna perché c'era Gerbe che dirigeva. Non hai nie I tre fisarmonicisti che dovevano arrivare assieme all'orchestra di San Pietroburgo non li hanno lasciati venire per motivi loro di problemi interni, e quindi il giorno prima del concerto ci hanno chiamato. Abbiamo studiato come dei pazzi un giorno intero per fare questa cantata, doppio coro per il 20° anniversario della rivoluzione di ottobre, e quindi che questo dura un 30-35 minuti. 30-35 minuti. Quindi, E avete fatto in tempo poi a visitare San Pietroburgo, che è una bellissima città? no, ma noi abbiamo fatto, no, abbiamo fatto al Lingotto a Torino. Ah, il Perché Lingotto di Torino. sì, Ah. era in quell'anno lì c'è stato l'apertura dei concerti al Ah, Lingotto, ho capito. e c'era Gerbe che era qui che girava con l'orchestra. Pensavo che avessi approfittato anche per fare un bel viaggio Sì, a San sarebbe Pietroburgo. stato mica male. Vabbè. Senti, allora passiamo all'altro, CD di freschissima, Sì, è proprio uscito nascita. settimana scorsa. Ah, ecco, quindi è un'anteprima, lo teniamo proprio a battesimo. Allora, Sì, che cosa ci dici di questo CD, dove troviamo una voce, troviamo sì. altri Di Bergamo, altri tra l'altro, questa di Laura Bergamo. Rapizza, che è una cantante molto brava, e niente, ci siamo trovati così per puro caso. Prima suonavamo io e il contrabbassista in questo contrabbanduo, il nome della formazione, contrabbanduo perché contrabbandiamo la musica da un periodo all'altro senza problemi, e quindi un po' perché il contrabbasso, il bandonium, se vogliamo, il suono della fisarmonica, l'idea era lì. Poi dopo dice, ma in effetti noi siamo anche dei contrabbandieri della musica, non ci facciamo proprio problemi di nessun Carino. genere, e quindi ci siamo chiamati Contrabbanduo. Poi abbiamo incontrato lei che ci ha sentito, gli è piaciuta la cosa, e da Contrabbanduo è diventato Contrabbantrio. Contrabband-trio. Va bene, allora Ecco. questo contrabband-trio, vediamo se abbiamo la fotografia già sullo schermo. Lyric, adesso il nostro tecnico la Manderà. ritrova. Abbiamo dato facoltà a Lorenzo di mandare il primo brano. Ci sei Lorenzo? Ecco, perché questa è come puoi accorgerti, è una trasmissione tutta così in estemporanea, Certo. data anche la difficoltà dei nostri ospiti, a non essere presenti in studio, a Chiaro. qualche problema tecnico. Ci siamo con Lorenzo? Cosa hai trovato? Beh, mandalo, poi il maestro lo presenterà lui stesso. Bossa nova. Questo è ok, col duo. Beh,
Bravissimo Mario Milani, bravissimo veramente tu e il compagno di viaggio musicale, che se vuoi ripetere il nome. Allora è Correnti Luigi, che è il Correnti, contrabbassista. contrabbassista. Senti Mario, Sì. io lascerei, mi spiace che oggi i nostri ascoltatori non possono chiamare, perché sarei stata curiosissima di sentire la loro impressione. Posso Certo. chiedere a Lorenzo, che come pubblico, Lorenzo, se vuoi intervenire, dire... Ma se volete c'è anche un messaggio su WhatsApp che è appena arrivato da Luisa che dice: complimenti al bravissimo maestro, la fisarmonica è uno strumento che mi piace moltissimo. Ecco, bene, allora attraverso possono arrivare almeno i messaggi. Senti, Lorenzo, chiedi al maestro quale traccia vuole mandare, così facciamo fare a lui la scaletta musicale. Che cosa... Se vogliamo, non so, visto per partire dal più antico possibile, farei Si dolce il tormento di Claudio Monteverdi. Ah, Quindi bene. giusto per capire, noi facciamo da certo. lì fino al Bacio di Arditi, quindi quello sarebbe il primo. Bene, andiamo a Claudio più Monteverdi, antico. grandissimo compositore. Va benissimo. Che entriamo in un'altra Un'altra aria, epoca, un'altra certo. sonorità. E qui troviamo tutti e tre? Sì, lei canta Monteverdi. Qui troviamo la voce. Bene, Claudio Laura Monteverdi. Rapizza. Ma semplicemente stupendo questo brano di Monteverdi.
in questa esecuzione del soprano, della fisarmonica e del contrabbasso, Mario Milani. Bellissimo, veramente molto molto bello, molto suggestivo, molto toccante, davvero. Siamo in Complimenti. un'altra Un'altra area. epoca. Certo, ricordiamo ai nostri ascoltatori un grandissimo compositore cremonese, Claudio Monteverdi, che era nato nel 1560, Sì. intorno a quell'anno lì, e io ho visto proprio la tomba di Monteverdi a Venezia nella basilica dei frari. Ecco, sono andata proprio, so che c'era la sua tomba, sono andata a vederla. Senti, così abbiamo dato risalto al Buranello, a Baldassarre Galuppi, altro compositore veneziano. Lui era nato a Buranello, invece Monteverdi riposa a Venezia. Allora, questo bel CD che cosa comprende, Mario? Lascio a te la successione dei prossimi Dunque, brani. ecco, quanto si riesce ancora, giusto per avere un'idea di cosa far sentire eventualmente? Quanto tempo Non so, abbiamo ancora? Un 12 minuti? 12 minuti, quindi scegli tu. magari, Ci sono ecco, ancora... magari un pezzo in duo e poi ne facciamo un altro suonato. Io il lyric l'ho proprio scritto per la cantante. Bene, e quindi Ecco, l'abbiamo proprio sentita. lei vocalizza, non ci sono le parole, però vocalizza una melodia. E quindi andiamo Ecco. a che traccia? Ma se vogliamo possiamo far quella, la traccia 10 Traccia sarebbe 10. lyric, proprio Benissimo. scritto per la sua voce, tipo Vocalize scritto da Rachmaninoff per la voce. Benissimo, Ecco, allora l'idea era quella. andiamo alla traccia 10, vedi, tu ci fai da regista con lontano, Lorenzo ce lo fa in presenza, e quindi siamo riusciti comunque a mettere insieme questo, penso, piacevole programma. Allora, traccia Ecco. numero 10.
Ecco, sfumato mentre non c'era questa bellissima voce, splendida, splendida la voce. Io trovo che la voce umana sia una cosa straordinaria, vero Mario Poi in Milani? questo caso è proprio usato come uno strumento, senza la parola. Proprio, quindi bellissimo, è proprio- bellissimo. Senti, ma avete in programma queste musiche di portarle in giro in concerti, sale? Sì, certo, con il trio. Poi sabato scorso avevo fatto un concerto col duo, col clarinetto, in una chiesa qui in provincia di Varese. E quindi è così. Volevo dire solo una notizia che potrebbe interessare magari a diversi musicisti, Sentiamo, sì, che ecco, nel mese di maggio, sì. quindi si farà un concorso che si chiama Concorso Nazionale Città di Mozzate. La pubblicità uscirà sabato 11 gennaio, sarà sul sito www.concorsomozzate.it Ma e sarà dedicato alle tastiere e alla musica da camera. alle tastiere, Quindi quindi ci sarà tastiera, pianoforte, organo e fisarmonica. benissimo, poi me lo Dove poi il concorso di speciale sarà un premio speciale per la fisarmonica dedicato a Emanuele Spantaconi, che è stato un grande didatta della fisarmonica ed è stato il mio insegnante. Bene, Praticamente io ho avuto due insegnanti importanti per quanto riguarda lo strumento, mio padre all'inizio e poi Emanuele Spantaconi, bene. che ci ha lasciato l'anno scorso. Al- Però in ogni caso lui è stato un grande, ha scritto manuali, poi comunque era proprio un bravo insegnante che ha Allora saputo dare una cosa speciale alla fisarmonica. ce lo ricorderai, così lo Ecco. ripeteremo, magari se vorrai venire Sì. tu Poi personalmente. con Davide Rizzo, che è il mio pianista, perché noi facciamo anche un duo pianoforte e fisarmonica, dove facciamo delle cose particolarissime anche lì, con tutte le musiche mie, arrangiamenti miei. Mario, E eventualmente poi potremo venire anche a presentare questo bravo, concorso, perché è importante. ti Insomma, tieni ecco. libero un sabato Sì, per avervi qua di ma adesso presenza. Senti, va allora bene. io chiuderei con quale brano che tu adesso suggerisci, Mario? Direi a questo punto teniamo sempre la cantante, magari facciamo Il bacio di Luigi Arditi, che è molto allegro, è un valzer Bravo, da ballo bene, dell'Ottocento, quindi perfetto. direi Ci vuole un po' di ecco, vivacità in queste giornate grigie. potremmo chiudere con quella. Senti, allora io anticipo i ringraziamenti, Mario Milani, ti ringrazio infinitamente perché so che eri al lavoro, sei corso a casa per questo incontro Ma è telefonico. stato comunque molto bello e piacevole. Eh sì, è stato tutto nato così proprio in maniera Sì. estremamente spontaneissima. Grazie anche a Lorenzo, preziosissimo collaboratore. Chiudiamo con questo brano tuo molto vivace. Salutami i tuoi colleghi contrabbassisti, cantanti, clarinettisti, eccetera, eccetera. E alla prossima Ecco. volta, Mario. Grazie Grazie infinite. mille, ciao Retta, Grazie, ciao grazie. a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ricordo agli ascoltatori che sabato prossimo, per motivi musicali, comunque il programma non andrà in onda, magari una replica forse.